stato annullato l'uscita dalla crisi del Covid. Per la CNA è necessario modificare un PNRR pensato in una situazione economica già mutata. Bosco dello sport, il governo dice sì al finanziamento proprio con le risorse del piano di resilienza. Diventa dunque realtà per i 34 progetti e 28 comuni coinvolti della città metropolitana di Venezia. Siccità in Veneto, interrogazione del deputato veneziano del PD Pellicani per chiedere al Ministero della Transizione Ecologica la convocazione di un tavolo nazionale. Il pronunciamento del TAR non riguarda gli approdi temporanei di Marghera ma le soluzioni definitive per la crocieristica a Venezia, così l'autorità portuale. Il caro vita e la crisi da Covid hanno triplicato i nuovi poveri. Si tratta per lo più di italiani che chiedono aiuto per pagare le bollette e per la busta della spesa. Indagine della Banca del Tempo. Una sessantina di vecchi camion fuori norma in termini di sicurezza stradale sono stati sequestrati dalla Guardia di Finanza di Venezia al porto commerciale di Marghera. Tifosi arancio-nero-verdi in rivolta contro i vertici del Venezia Calcio. Ingiusto cacciare mister Zanetti che solo 11 mesi fa era stato il condottiero della promozione in Serie A, dicono. Buonasera, ben ritrovati in diretta, edizione di Venezia dei nostri telegiornali. E dunque è una tempesta perfetta secondo la CNA del Veneto, quella che si è abbattuta sull'economia regionale. Il PNRR, sostiene l'Associazione degli Artigiani, deve essere modificato sulla base della nuova situazione provocata dalla guerra in Ucraina. Il PIL 2022 del Veneto sarà inferiore di oltre 3 miliardi di euro rispetto alle attese. Il prezzo dell'energia elettrica è quintuplicato, il gas è aumentato del 600%, l'inflazione è al più 7,6%, i consumi in calo del 3%. Nel suo ultimo focus, l'Osservatorio Economia e Territorio della CNA del Veneto parla di una tempesta economica perfetta. Il precipitare della crisi ucraina ha di fatto annullato quel rimbalzo dell'economia che stava segnando l'uscita dalla crisi del Covid, per cui ora è necessario modificare un PNRR pensato in una situazione economica che è già mutata. Sarà necessario ritararlo secondo quelle che sono le esigenze effettive che si sono rappresentate in questo momento. Penso al problema energetico, al problema appunto delle materie prime, al sostegno che dovranno avere le aziende che si trovano in difficoltà non per causa propria ma per questa situazione di geopolitica generale che le sta investendo. C'è un settore che sta soffrendo di più in Veneto? Diciamo che il settore manufatturiero in generale, il settore della meccanica per esempio, sta soffrendo in maniera particolare perché è molto legato all'energia, a talune materie prime e ai contatti che aveva non soprattutto in maniera maggiore rispetto ad altri settori col mondo della Russia e dell'Ucraina. Altri problemi si stanno manifestando anche nella moda e nell'agroalimentare, ma non tutto va male. Gli investimenti ad esempio sono in crescita del 13% e il Veneto riparte da un export che già l'anno scorso era ampiamente superiore ai livelli pre-pandemia. L'influenza della crisi internazionale poi può essere perlomeno mitigata impostando una politica economica di lungo termine. Qualcosa si può fare per incentivare il fotovoltaico, per incentivare il consumo all'interno delle imprese e delle famiglie e anche in sistemi di comunità. Questo è uno. L'altro aspetto è quello di ragionare sulle filiere strategiche avendo un atteggiamento non a pioggia di attenzione. Quindi le risorse che ci sono vanno spese per in qualche maniera sostenere quelle realtà, quelle filiere che possono in qualche maniera portare ulteriori risorse e dare volano all'economia. Bosco dello sport, il ministro Lamorgese dice sì al finanziamento con le risorse del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza. Il progetto per il governo è in linea con le mission europee e così a cascata lo sono i 34 progetti presentati dalla città metropolitana che coinvolgono 28 comuni. Il provvedimento è in corso di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale, diventa dunque realtà per tutta la città metropolitana e i comuni coinvolti l'assegnazione delle risorse del PNRR che per Venezia prevede un contributo di quasi 140 milioni di euro e un cofinanziamento di circa 195 milioni da parte delle amministrazioni coinvolte per un totale di oltre 333 milioni di euro. Ora parliamo di siccità in Veneto. Interrogazione a Roma del deputato veneziano del Partito Democratico Nicola Pellicani per chiedere al Ministero della Transizione Ecologica la convocazione di un tavolo nazionale per fronteggiare l'emergenza.
La gravide emergenziale crisi idrica del Veneto è stata al centro dell'interrogazione urgente presentata nelle scorse ore al Ministero della Transizione Ecologica dal deputato veneziano del Partito Democratico Nicola Pellicani. Bisogna intervenire, abbiamo proposto un tavolo nazionale con tutti i soggetti interessati, a partire dalla Protezione Civile, dal Ministero dell'Agricoltura, dall'ISPRA, dalle regioni, dalle autorità di bacino. Gli acquazzoni con le piogge a singhiozzo dei giorni scorsi sono stati poca cosa rispetto allo stato di emergenza chiesto anche dalla nostra regione con il presidente Luca Zaia una settimana fa, sia al presidente del Consiglio Mario Draghi che al capo dipartimento della Protezione Civile Fabrizio Curcio, mettendo in campo ogni opportuna azione che possa definire le modalità di gestione sovraregionale di questa crisi idrica. Siccità che nella pianura padana minaccia oltre il 30% della produzione agricola nazionale, tra frutta, verdura, grano, pomodori da salsa, oltre alla zootecnia, così infatti anche dalla Coldiretti. Dobbiamo fare un progetto rapido per affrontare questo momento di crisi che porterà a conseguenze molto gravi. Pensate che solo in agricoltura ci sono già danni per 1 miliardo stimati. Una crisi che rischia di avere conseguenze ancora più gravi nei prossimi mesi se non si definisce al più presto una strategia organica di risposta, dice Pellicani. Solo la media stagionale di piogge è inferiore all'80%. E del 60% le nevicate. Solo nel Veneto la pioggia è diminuita di oltre il 50%, ma questo lo vediamo tutti, basta andare a vedere il Piave, basta andare a vedere il fiume Po, in che condizioni sono. Il pronunciamento del TAR non riguarda gli approdi temporanei di Marghera, ma le soluzioni definitive per la crocieristica a Venezia. L'autorità portuale interviene nel dibattito post sentenza, annunciando che la programmazione su Venezia-Marghera rimane invariata. Non esiste correlazione tra la sentenza appena emessa dal TAR e gli interventi e le attività in corso previsti per la realizzazione di approdi temporanei per le grandi navi da crociera. A 2 giorni dal pronunciamento del Tribunale, lo stesso presidente dell'Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Settentrionale e commissario straordinario per le crociere, Fulvio Lino Di Blasio, a fare chiarezza su una sentenza che, afferma, annulla parzialmente gli atti di gara del concorso di idee per le soluzioni definitive della crocieristica a Venezia, non degli approdi temporanei e delle attività commissariali che procederanno come da cronoprogramma. Per la Confindustria di Venezia la palla ora torna alla politica, che deve esprimersi seguendo le esigenze e le richieste del territorio. È una sentenza che di fatto non ferma i progetti, magari li può anche rallentare. Di Uferco correttamente ha ritenuto far valere il proprio diritto e così ha avuto ragione, perciò poi il Porto valuterà se varrà il caso di ricorrere in Consiglio di Stato, ma dobbiamo dire in maniera chiara che comunque le grandi navi noi le vogliamo, il traffico turistico non ci vogliamo rinunciare, come non ci vogliamo rinunciare in tanti, e pertanto semmai si rallenterà il processo, ma noi vogliamo ancora le navi, il TAR non è che dice che le navi non ci devono essere. Stiamo valutando sotto tutti gli aspetti le soluzioni più opportune a salvaguardia dell'interesse pubblico e del futuro della crocieristica veneziana, ha aggiunto Di Blasio. Siamo costantemente in contatto con le compagnie e con i loro agenti a Venezia, ha concluso, che ci confermano la volontà di poter scalare in città e che la programmazione su Venezia-Marghera rimane invariata. Il traffico rimarrà, gli approdi diffusi ci saranno e noi comunque come territorio dobbiamo continuare a far sì che la politica si assuma le sue responsabilità, partendo questa volta dall'ascolto e non dall'imposizione. La fuga dei medici dalla sanità pubblica e la carenza dei medici di base sono questi i 2 punti principali che presto il Partito Democratico regionale affronterà in una proposta ad hoc. Lanceremo a breve una task force, siamo di fronte a un'emergenza, dice il segretario Dem Andrea Martella. Come PD stiamo proponendo, lo anticipo, una task force per affrontare questa emergenza, perché le faccio dei numeri. In Veneto mancano almeno 1500 medici negli ospedali, mancano almeno 500 medici nei distretti e nei dipartimenti di prevenzione e mancano circa 500 medici di famiglia, tanto che ormai l'8% dei veneti deve fare a meno
dei medici di famiglia. Snocciolo i dati di quella che definisce una vera e propria emergenza Andrea Martella, segretario veneto dei Dem, che allo stesso tempo annuncia un contropiano per la sanità a poche settimane dal documento in 7 punti presentato per l'autonomia del Veneto, che ha aperto un nuovo fronte politico. C'è un problema di medici, c'è un problema di di pagare meglio i medici, di premiare il merito, di fare in modo che rimangano qui. Per il PD una fuga dalle strutture pubbliche che va arginata, sullo sfondo le polemiche nate dopo le dimissioni del primario di pronto soccorso al San Bortolo di Vicenza. Per i Dem un caso che non è isolato. Bisognerebbe vedere quanti medici se ne sono usciti prima dell'età della pensione e quanti invece sono andati via al primo momento utile perché l'hanno fatto e quanti sono migrati in altre regioni o in altre aziende. Quindi, insomma, il problema esiste. Una sessantina di vecchi camion fuori norma in termini di sicurezza stradale e ambientale sono stati sequestrati dalla Guardia di Finanza di Venezia al porto commerciale di Marghera. Erano pronti a un'esportazione illegale per essere venduti in Africa. I tir appartengono a ditte con sede nel Triveneto che si sarebbero appoggiate a un'agenzia piemontese di pratiche auto che sarebbe stata in grado di assicurare certificati falsi per l'esportazione. Le persone coinvolte sono accusate di frode. Con il caro vita e la crisi da Covid sono aumentati i nuovi poveri anche a Venezia, con le richieste di aiuto più che triplicate. Gli operatori tutti occupati nel campo del turismo, dai ristoratori ai cuochi, fino ai baristi, le guide, gli stagionali e i lavoratori a tempo determinato, papà con figli a carico e spesso anche coppie di genitori, sono i nuovi poveri, il cui status a Venezia come Mestre è stato profondamente segnato dall'epoca Covid, che con la crisi del turismo ha visto notoriamente cessare fino a chiudere molte attività. Oggi, con il finire della pandemia, c'è un'altra emergenza da fronteggiare, quella legata al costo della vita, i cui numeri, in termini di aiuti, sono veramente impressionanti. Hanno bisogno di essere aiutate economicamente, pagare le bollette, perché se non pagano le bollette gli tagliano i servizi. Questa è una cosa molto importante, specialmente se dopo hanno accumulato ritardi nei pagamenti. E poi la borsa alimentare. Servizi più che triplicati in comune, con l'assessorato al sociale che riceve giornalmente decine e decine di richieste di aiuto, spiega Simone Venturini. Hanno costretto il comune a triplicare gli sforzi, anche in termini economici e organizzativi. Sostegno che le famiglie in difficoltà chiedono con sempre maggiore frequenza a molte associazioni solidaristiche, tra cui spiccano anche i volontari della Banca del Tempo, che insieme alle istituzioni con gli aiuti economici elargiscono anche grande discrezione e riservatezza. L'appello a diventare ognuno di noi un dono per l'altro. Che i giovani avessero il coraggio di dedicare anche un'ora o due agli altri, ecco, perché di questo sentiamo bisogno. Ora andiamo al Lido di Venezia, dove i vigili urbani hanno intimato la demolizione a un anziano di 80 anni che ha costruito in località Cabianca ai Murazzi una piccola campagna in legno rimovibile con 2 altalene per far divertire i bambini. La struttura però non ha autorizzazioni e la polizia locale ha steso un verbale. Un piccolo rifugio in legno rimovibile costruito per trovare un po' d'ombra e per far divertire i bambini durante l'estate. Per questa rudimentale capanna fai da te, un anziano ridense di 80 anni rischia la denuncia penale. Succede al Lido di Venezia, località Cabianca, ai Murazzi. La capanna, costruita con tanta fatica durante l'inverno, deve essere buttata giù. Secondo i rilievi, avrebbe la colpa di deturpare il paesaggio. Ma per Attilio Busetto e figlio Alessandro sono arrivati circa 2000 messaggi di solidarietà. I residenti la vogliono salvare. Visto che tutto va male in questo mondo, hanno cercato di contribuire a fare qualcosa di diverso, insomma. E purtroppo deturba il paesaggistico, l'impatto ambientale. Voi l'avete trovata questa capanna? L'ho trovata così e io ho dato una mano a mio figlio di modificarla, perché è giusto anche aiutare i bambini.
gli studenti che si mettevano lì a fare le tesi di laurea in questa capanna, insomma è un rifugio, quelli che vengono coi cani a giocare lì. Il figlio. Per ingenuità ho iniziato a tagliare delle canne, a modificarlo e a creare quello che ho creato. Ho fatto una costruzione per tutti, perché vedo che c'è tanta gente che va in questa spiaggia e ho fatto una sciocchezza e mi dispiace. I residenti però sono dalla parte dei Busetto e la capanna la vogliono tenere. E vedo molte persone, turisti, non residenti, che vedono, fotografano ed esprimono un grande apprezzamento per la bravura di questa persona. Allora io che sono di parte, perché potete dire tutto, perché io non conosco bene la legge, però che deturpa il paesaggio, no, questo non si può proprio dire, perché è splendida. Andiamo alla cronaca. Alcol e violenza al raduno di bande di ragazzi a San Don di Fossò, intervengono i carabinieri. Alcol e violenza con bande di giovani in azione sugli argini del Brenta a San Don di Fossò, con scene di ragazzi ubriachi e molesti impegnati in scorribande con le moto. La situazione è denunciata dall'associazione Brenta Sicuro. Il raduno nella giornata dello scorso 25 aprile, con l'associazione che denuncia danni alle arginature, abbandoni di rifiuti con vari cumuli, moltissimi resti di lattine e bottiglie di alcolici, anche superalcolici, con scene di aggressioni e pestaggi. Quindi il continuo via vai di moto, nonostante il divieto posto dal comune di Fossò con una specifica ordinanza varata insieme alle vicine amministrazioni comunali di Campolongo e Vigonovo. Anche quest'anno, commenta l'associazione, lo spettacolo è stato oltremodo penoso e pericoloso. Sul posto, già nel corso della giornata, erano arrivati i carabinieri che hanno svolto le indagini per accertare colpevoli e responsabilità. E c'è stata l'ennesima lite con coltello tra bande a Mestre, il bilancio è di un ferito. Ferito nel corso di una lite in cui è stato brandito un coltello con la lama che lo ha colpito al viso, sfregiandolo in pieno volto. Il fatto in via Sernaglia, laterale di via Piave a Mestre, a 2 passi dalla stazione dei treni. Il diverbio con l'aggressione tra connazionali di nazionalità africana. L'allarme al 113 scattato nell'immediatezza del caso mercoledì sera intorno alle 18:30. Subito sul posto i poliziotti delle volanti, con il ferito portato al pronto soccorso dell'Angelo, mentre dell'aggressore non c'era più alcuna traccia e di cui, tramite le telecamere sia pubbliche che di privati cittadini, si cerca ora di risalire alla sua identità. Episodi di questa natura purtroppo sono molto frequenti in questa zona, essendo notoriamente riconosciuta anche dalle stesse forze dell'ordine come snodo dello spaccio cittadino. Lasciamo la cronaca, andiamo ora al calcio. Non piace ai tifosi la scelta della proprietà americana del Venezia Football Club di esonerare a 5 partite dalla fine del campionato l'allenatore Paolo Zanetti, che solo 11 mesi fa era stato il condottiero della promozione in Serie A. I tifosi arancione-verdi sono in rivolta contro la decisione della proprietà americana del Venezia Football Club, che senza alcun coinvolgimento della parte veneziana della dirigenza ha scelto, dopo 8 sconfitte consecutive, di esonerare il mister Paolo Zanetti, solo 11 mesi fa nel maggio scorso acclamato dalla folla grande condottiero della promozione in Serie A degli arancione-verdi, con ancora altri 3 anni di contratto dopo l'attuale stagione. Una scelta, quella di esonerare l'allenatore, che non convince quasi nessuno. Per i tifosi le vere responsabilità per l'attuale deludente posizione di classifica sono ben altre. Questa situazione è letteralmente sfuggita di mano. Sfuggita di mano è un eufemismo, nel senso che è la dimostrazione in realtà che questa società ai vertici, fondamentalmente ai vertici, non ha la minima sensibilità per capire come va gestita una società di calcio. Una società di calcio ha fondamentalmente davanti a sé un mondo, e il mondo è quello dei tifosi. Toccherà Andrea Soncin, ma i tifosi sono tutti per Zanetti. Questa vicenda molto triste è che non ho trovato nessuno che abbia sostenuto
da nessun punto di vista le scelte della società, della dirigenza della società del Venezia, e la contestazione purtroppo è motivata da diverse cose che sono iniziate all'inizio della stagione, prima con la cancellazione dei nostri colori sociali dalla maglia, con maglie che non c'entrano niente con noi. Era l'ultimo servizio, grazie per averci seguito, vi ricordo tra poco l'edizione di Treviso del nostro telegiornale e ora come sempre vediamo che tempo farà domani. Arrivederci. Autofficina Sandri, centro revisione auto, moto, quad e carrelli O1 o 2. Affidati al nostro personale qualificato. Benvenuti al Meteo. Alta pressione ben salda sull'Italia, anche sul nostro territorio, dunque garantirà tempo stabile. Vediamo il dettaglio di venerdì 29 aprile. Sul Veneto inizio subito con il dirvi che non si verificheranno precipitazioni degne di nota, dunque sarà asciutto e anche piuttosto soleggiato come vediamo. Il cielo si presenterà sereno e sgombro da nubi, salvo per isolati addensamenti. Temperature gradevoli, il clima risulterà molto mite, minime tra 8 e 11 gradi, massime tra i 18 e i 22 gradi all'incirca. Spostiamoci ora sul Friuli Venezia Giulia, anche qui tanto sole e cielo limpido, al pomeriggio qualche nube sparsa ma del tutto innocua. Temperature minime tra 7 e 11 gradi, massime comprese invece tra i 20 e i 21 gradi all'incirca. Infine diamo uno sguardo al Trentino Alto Adige, dove non cambia la situazione, sempre bel tempo con qualche annuvolamento ma insomma senza ulteriori conseguenze. Temperature minime intorno ai 9-10 gradi, massime sui 22-23 all'incirca. Dal meteo di Antenna 3 per ora è tutto, arrivederci al prossimo aggiornamento. Autofficina Sandri è anche centro gomme altamente specializzato e officina meccanica. Ti aspettiamo a Marghera.